Salut Lombardia. In un video precedente avevo già avuto modo di parlare dei criteri per determinare la lombardità di un individuo, in altre parole chi effettivamente possa definirsi lombardo, stante l'importanza dell'identità anche da un punto di vista antropologico, genetico e dunque biologico. Ci sono due scuole, per così dire. Quella siziana, che è indubbiamente quella dei criteri un po' più selettivi e severi, ritiene che possa dirsi lombardo chi ha i 4 nonni biologici, ovviamente europidi, cognominati alla lombarda e la cui residenza in Lombardia risalga almeno al 1900. Vi è poi la posizione piuttosto analoga, ma per certi versi differente, di Grande Lombardia, l'associazione politica anche dal sottoscritto fondata nel 2013, che ha dei criteri un poco più pragmatici, per così dire, e ritiene lombardo chi è per 4/4 geneticamente europeo, di cui almeno 2/4 geneticamente lombardi. Gli altri 2/4 ovviamente europei, ma comunque sia tra le righe si può leggere compatibili con l'etnia lombarda, il che va dunque ad escludere le aree più periferiche dell'Europa. Sostanzialmente sono posizioni analoghe, anche se differiscono per alcuni aspetti. Certamente la mia posizione è quella un po' più selettiva, come dicevo, proprio perché reputa lombardo chi lo è per 4/4 con i nonni biologici ovviamente europidi cognominati alla lombarda e la residenza in Lombardia almeno dal 1900. Tuttavia, queste due scuole, per così dire, sono entrambe lombardiste e convengono sulla necessità di stabilire un criterio di lombardità che passi anche per l'identità antropologica, genetica e dunque biologica, proprio perché soprattutto oggi è fondamentale ritornare al binomio di sangue e suolo, da cui lo spirito, per via dell'importanza stessa dell'identità biologica. Questo non è razzismo o suprematismo, naturalmente, però fa comprendere come sia necessario per poter determinare l'identità di un individuo risalire anche al sangue. Infatti, la necessità del lombardesimo è quella finalmente di coniugare lo ius sanguinis con lo ius soli, mettere d'accordo questi due fondamentali aspetti affinché la cittadinanza finalmente possa coincidere con la nazionalità. È dunque fondamentale, come dicevo, che il lombardesimo porti avanti questa battaglia, proprio perché lombardi non si è solo per i natali a livello di territorio, la lingua o la cultura, lo si è anche per il sangue. Se una Lombardia non avesse più lombardi, che senso avrebbe continuare a chiamarla Lombardia? Capite bene perciò che esista un'identità lombarda anche da un punto di vista biologico, che del resto riguarda le nostre più intime radici, quelle celtiche, quelle gallo-romane e quelle longobarde, che naturalmente riguardano gli apporti etnoculturali fondamentali all'etnogenesi lombarda. Poi chiaramente ci sono anche gli apporti minori di altre popolazioni, a seconda delle zone gran lombarde prese in esame. Ma l'aspetto fondamentale che sempre ritorna nell'economia del lombardesimo è quello della necessità finalmente di far coincidere lo ius sanguinis con lo ius soli, proprio perché l'importanza del sangue è fondamentale e naturalmente anche quella del suolo non va trascurata. Ecco dunque che il sangue non può prescindere dal suolo e viceversa, perché l'aspetto combinato di questi due elementi genera lo spirito e dunque la cultura, la mentalità, la lingua, la spiritualità e via dicendo. Tutti elementi importanti ai fini identitari, ma che naturalmente devono rifarsi al sangue e al suolo. E proprio per tale ragione l'identità lombarda deve essere qualcosa di ben preciso, individuabile anzitutto per criteri biologici. Chiaramente mi rendo conto che possa essere difficile individuare la lombardità di ogni individuo residente nella Grande Lombardia geneticamente parlando, perché ogni individuo dovrebbe essere sottoposto ad un test genetico
Chiaramente questa sarebbe la soluzione più auspicabile potendola applicare, ma per questo, per ovviare a questa difficoltà, ci viene in soccorso il criterio siziano dei 4 nonni naturalmente biologici cognominati alla lombarda e la cui residenza in Lombardia risalga almeno al 1900. Con questo criterio siamo certi di poter individuare con sufficiente precisione un'abbondante fetta di lombardi etnici e di gran lombardi, e cioè dei veri indigeni, dei veri autoctoni della grande Lombardia. Naturalmente questa è una soluzione che andrebbe individuata e poi applicata ai fini di un censimento e ai fini anche di una descrizione completa delle varie realtà etniche ed etnorazziali presenti nella grande Lombardia. Ma anzitutto questo discorso ha un senso proprio per stabilire i criteri circa l'identità lombarda e la lombardità. Ed è dunque giusto e doveroso che noi si possa parlare anche di questa questione, soprattutto in tempi di globalizzazione, di mondialismo, di meticciato, di ibridazione, in cui si sono persi di vista i capisaldi identitari della stessa conformazione e configurazione etnica di un individuo e quindi di un popolo. Abbiamo delle radici, noi lombardi, sono radici da difendere, tutelare e salvaguardare, e assieme naturalmente alla messa in rilievo di tutti questi elementi va oltremodo enfatizzato anche il mezzo principale per tramandare questi caratteri anche biologici lombardi, che è quello dell'endogamia. Nulla di discriminatorio naturalmente, ma semplicemente volto all'amore per le nostre radici e alla loro conservazione e preservazione. E in questo senso è dunque fondamentale che i lombardi riscoprano l'endogamia, che i lombardi possano accoppiarsi e riprodursi con lombarde e viceversa, proprio per cercare di mantenere e di conservare la prole lombarda e di garantire così anche biologicamente un futuro alla nostra stirpe e alla nostra nazione che è la Lombardia. Ripeto, non è nulla di discriminatorio o di razzista, è semplicemente la difesa, la salvaguardia dei valori anche biologici su cui si fonda un popolo, e questo è infatti auspicabile per ogni popolo del pianeta Terra, non solo per i lombardi. Chiaramente noi poniamo enfasi sulla lombardità perché lombardi e lombardisti, e anche perché purtroppo in diverse parti della grande Lombardia l'elemento autoctono lombardo è andato quasi del tutto a perdersi, a scolorirsi e naturalmente ad annacquarsi per via dell'apporto di altre popolazioni, spesso e volentieri non compatibili con la realtà gran lombarda. Si pensi alle conseguenze dell'esodo ausonico nella grande Lombardia e chiaramente alla situazione che questo ha comportato, soprattutto da un punto di vista di estinzione della popolazione autoctona di determinati territori, come ad esempio quelli del triangolo industriale. L'identitarismo dunque non è nulla di razzista e discriminatorio, ma è volto alla preservazione, alla conservazione, alla salvaguardia della propria identità, che naturalmente passa anche per il sangue, la genetica e l'antropologia, quindi la biologia. Un identitarismo serio, dunque, sarà un identitarismo etnico. Salut, Lombardia!